Il prossimo incontro. Facciamo due conti, arriva una cartella esattoriale e posso decidere, o faccio ricorso, ma intanto, lo ha deciso Tremonti, devo pagare un terzo della somma, o tiro fuori tutti i soldi. E allora, se lo faccio entro 60 giorni, devo aggiungere interessi di mora, l'aggio, cioè il compenso di Equitalia, e le spese di notifica. Se pago dopo i 60 giorni, invece, la situazione precipita, l'aggio si raddoppia e crescono anche spese e interessi. Oppure c'è un'altra possibilità, posso chiedere di pagare a rate. Però c'è un però. Bisogna pagarle sempre entro il giorno stabilito. Perché? Perché il computerone di Equitalia, il giorno dopo il giorno stabilito per il pagamento, già considera che tu non hai pagato e quindi ti ricalcola tutto dall'inizio, come se tu non avessi chiesto la rateizzazione e quindi con le more non pagate fino a quel momento. E questo che tasso di interesse è? Io sfiora l'usura, diciamo. Quindi è una macchina infernale.